pensavo, io che come te presento questa manifestazione da molti anni, come è cambiato, no? Nel giro di molti anni il modo di comunicare, fino a qualche anno fa aveva soltanto qualche telefonino invece. Però è anche molto bello perché così tutti potremo comunicare questo momento molto importante per la nostra città e spero anche per il futuro della nostra città. Devo dire che quest'anno è una sensazione che dura un po'. Guardami. Cosa dice il pubblico? Cosa ne pensa il pubblico di questo falò? Ci fa stare un po' così sulle sicure. Perché non vuole proprio cadere, sembra. Ma forse il toro sta pensando esattamente dalla parte giusta dove deve cadere. D'altra parte... Ora sto filmando anch'io, Senti che... Poi dopo ci faremo raccontare da Andrea Flamini le sue esperienze, quanti anni è caduto dalla parte Portanuovo, dall'altra parte, se qualche anno è successo qualcosa di particolare, se magari non è proprio caduto, forse un anno è capitato, non si capiva bene da che parte. Sappiamo che per lui Andrea è un'enciclopedia. Oh, sta bruciando anche il toro, guarda. Iniziamo a soffiare e per questo che non cade Bisogna cominciare a soffiare, ha detto bene Elia, che bisogna cominciare a soffiare per dare la spinta in là. Ma lo vedo che ha cominciato a È sotto, la colonna sotto che deve cadere. Mo sì che è un bel fuoco, Aspetta, senti che calore? Ma la torre deve cadere.
Vediamo se ci riesco, no, se ci riesco. Ehi, mi guardi? No, davanti, prendi la macchina sta registrando, mi vedi? Mi vedi? Oh! Tranquillo. Grazie, ringraziamo il sindaco e l'assessore Gallo. Ehi! Molti ammiratori e anche tantissime ammiratrici, davvero tante persone che vogliono salutarlo, conoscerlo, chiederle tante cose su questi 44 anni di festa di San Giovanni. Ringraziamo ancora tutti i 1800 figuranti che hanno partecipato a questo corteo storico. Abbiamo già detto alcuni dei vostri nomi, ne diremo ancora perché siete davvero tantissimi arrivati da tutto il Piemonte, vogliamo ringraziarvi. Sono arrivate anche le Miss Granata, bellissime ragazze con questa fascia di bellezza, Miss Granata. Pierpaolo, allora pronti per ricominciare qui dal nostro palco? È previsto un momento di danza contemporanea molto raffinato, oserei dire. Elia, io non ho ancora abbandonato il palco perché per il momento avrei bisogno ancora che facesse un balletto la compagnia Città di Torino, perché le cose belle ve le facciamo vedere una dopo l'altra. Per la seconda volta compagnia Città di Torino.